Si è tenuta sabato 12 gennaio alle ore 10:30 per le vie del centro storico a Licata una manifestazione per gridare forte e chiaro il no alle trivellazioni in mare, organizzato dalle varie associazioni e istituti scolastici licatesi. Hanno anche partecipato all'evento il sindaco Giuseppe Galandi, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto, il deputato regionale licatese Carmelo Pullara ed anche gran parte del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale. Le trivelle non le vogliamo, gridavano durante il percorso dello sciopero, una giornata che ha visto unità e compattezza senza fare distinzione di classi politiche, di partiti e di colori della pelle. Licata è una delle poche città che ha il meraviglioso mare che riempie la costa di splendore, commenta il sindaco Giuseppe Galanti al microfono. Non possono inquinare la risorsa più bella che abbiamo e che il creato ci ha donato. Difendiamo il nostro mare e facciamo passare un messaggio di unità. Rovineranno il bellissimo settore della pesca e della marineria, aggiunge il deputato regionale licatese Carmelo Pullara. Licata vive della grossa percentuale grazie a questa risorsa e dobbiamo fermare questo pesante e pericoloso provvedimento che metterà in ginocchio molti marinai e pescatori, ma soprattutto tutti noi cittadini. La manifestazione si è conclusa proprio in piazza Progresso, sotto il Palazzo di Città.